Molto bello, bellissimo lo spazio. Ciao. Tutto per il meglio. Sai cosa ho detto io? Praticamente questa gente qua che è venuta a trovarti oggi non solo ama i Pooh, ma molti di loro proprio sanno tutto di te. Addirittura ho fatto una domanda un po' inopportuna, però sanno i nomi dei tuoi figli, cioè sono 4, non è che ti sei fermato al primo, dici così, io se lo ricordo. La domanda che volevo fare è perché i nomi delle femmine per esempio iniziano per S? Perché la prima mi è venuta bene che è iniziata con S e ho continuato con quella serie lì. Però voglio dire, nella mia canzone Grazie dico proprio ringrazio. Grazie e ringraziamo le cose belle della vita che sono successe. No, dico ringrazio chi, non so bene chi sia, ma che sa tutto della vita mia. E loro sono proprio questi. Già sapevo. Ho lavorato a voi stessi che siete queste cose qua. Così appassionati Allora tu adesso andiamo a raccontare un po' di cose di te, però partirei dalla cosa più importante che è del momento, che hai appena citato. Un album che è un album di ringraziamento. Nell'album sei la prima volta è scrittore e autore dei testi. Ecco, allora lì che cosa hai raccontato in questi testi? Perché molti di loro l'hanno appena acquistato e non hanno ancora avuto il piacere di ascoltarlo. Allora, credetemi, non so, a scatola chiusa. No, il discorso è abbastanza... Puoi sederti. No, poi saremo più tranquilli. Io sinceramente quando ho cominciato a lavorare a questo disco la mia idea era di affidarmi a qualcuno che si occupasse di quello che è la stesura dei testi, della scrittura di queste cose qua. Perché non è mai stato il mio mestiere, però venendo a mancare il grande Valerio Negrini che mi manca come l'aria praticamente, ed anche voi, venendoci meglio di me, conosceva meglio di me Valerio e nessuno conosce meglio di me come me stesso, dico beh, a questo punto tanto vale che le scrivo io e mi sono cimentato e ho scritto anche i testi di questa cosa. Spero di aver fatto bene. Momentaneamente sono contento. Allora dicevo, niente, no, l'amico Giorgio non mi è venuto in mente nell'occasione di questo disco. Sinceramente devo essere sincero, che se avessi dovuto, se lui fosse stato ancora fra noi, una delle persone alle quali mi sarei rivolto per chiedere i testi di questo disco sarebbe stato sicuramente lui, perché lui era un genio in tante cose che faceva. Lui faceva l'attore, era fantastico, faceva il comico, era fantastico, ha scritto i libri ed era fantastico. In macchina no, in macchina ha fatto dei danni e basta, ci siamo divertiti e basta. No, era di una simpatia travolgente. Dal momento che lui si chiama Tommy Emanuel, per cui T.E., io ho pensato che lui fosse E.T. invece che, perché è veramente un extraterrestre, una persona di una bravura e di una carineria anche come persona, lui fantastica. E niente, allora è accaduto che io ho pensato che sarebbe stato bello che lui fosse stato sul palco insieme ai Pooh ad aprire i nostri concerti.